Buonasera a tutti, benvenuti al terzo incontro del Festival di Giornalismo di Verona. Stasera abbiamo il piacere di avere con noi due giornalisti d'inchiesta. Abbiamo Paolo Biondani, giornalista d'inchiesta dell'Espresso, e Gianni Belloni, giornalista e direttore del Centro di Documentazione sulla Criminalità in Veneto, che stasera ci parleranno di criminalità e ambiente, con uno sguardo sull'Italia ma soprattutto sul Veneto. Per chi conosce Araldo, ritroviamo con piacere Paolo Biondani, che ha tenuto a battesimo la nostra redazione nel 2019 e che, come ho già accennato, si parla diciamo, con noi da molto tempo, per quanto riguarda soprattutto diciamo, le nostre dirette, soprattutto che abbiamo fatto durante il periodo del lockdown. Paolo Biondani è giornalista dell'Espresso, ma è nato come giornalista di cronaca giudiziaria, seguendo i processi di Milano, da Tangentopoli al caso Formigoni, e si è occupato anche di criminalità e di omicidi e di mafie. E di mafia in particolare, di mafia nord-est, invece si occupa Gianni Belloni, che, come ho già detto, è direttore del Centro di Documentazione sulla Criminalità in Veneto ed è autore di numerose pubblicazioni sulle filtrazioni della mafia all'interno delle imprese venete. Ma ci tengo a sottolineare che stasera il giornalismo d'inchiesta è protagonista con questi nostri due ospiti, e si tratta di un giornalismo che diciamo nei tempi recenti sulla stampa italiana è sempre più difficile da trovare, un po' per i motivi dei tagli di redazione, un po' per i motivi della crisi, ma che al giorno d'oggi è sinonimo di ricerca di verità, di libertà di espressione e libertà di stampa, e per questo è decisamente importante che ne parliamo oggi. E modera l'incontro la nostra Tiziana Cavallo di Araldo. A voi la parola. Grazie Chiara, buonasera a tutti e a tutti. Il tempo speriamo tenga, per cui diciamo che andiamo a bomba, come si suol dire. Vi rivelo un retroscena da subito. La prima domanda doveva assolutamente essere, per quanto mi riguarda, se la macchina di Paolo Biondani è al sicuro, se è arrivato da casa, se l'ha parcheggiata in maniera, se la vediamo da qua è anche meglio, così la controlliamo, però dopo mi ha detto che è meglio di no, ne parlerà semmai dopo, oppure se voi avete delle curiosità su questa piccola cosetta che la nostra città offre, come sempre. Quindi andiamo subito con Gianni. Io sono molto contenta, ringrazio Eraldo perché ci vuole forza e coraggio a fare queste cose, da un lato in questa città, ma soprattutto dopo 1 anno e mezzo di quello che abbiamo passato e stiamo comunque passando, per cui è bello ritrovarci tutti insieme. Gianni, loro introdurranno rispettivamente, attraverso le 3 parole chiave di questo incontro, che sono, come diceva Chiara, legalità, ambiente, ma soprattutto inchiesta, perché siamo a un festival del giornalismo, parleranno un po' ad introduzione entrambi, quindi lascio la parola per aprire e riscaldare i motori a Gianni e poi toccherà a Paolo. Ovviamente segnatevi le domande perché ce ne saranno tante. Grazie. Buonasera, grazie ad Eraldo, grazie a voi che siete venuti questa sera. È una location splendida. Quando i posti sono molto belli, come questo, come dire, per i relatori è un po' una deresponsabilizzazione, perché dici, vabbè, anche se non dico cose particolarmente interessanti, comunque le persone sono in un bel posto. Quindi. E sull'onda di questa deresponsabilizzazione, che comunque siamo in un bel posto seduti in riva all'Adige, io volevo iniziare su questo tema dell'inchiesta e su questa triade che ci è stata proposta, no? Inchiesta, ambiente e legalità. Allora, su questa triade io francamente ci aggiungerei una quarta parola, che è politica. Perché politica? Ma perché c'è stato un tempo in cui l'inchiesta ha vissuto una ottima stagione, una stagione fiorente, ed è stato un tempo molto diverso da questo. E la crisi dell'inchiesta è dovuta senz'altro ai motivi economici, alla crisi del giornalismo, alla crisi della carta stampata, cose giustissime che sono state opportunamente denunciate oggi pomeriggio e questa sera, ma ho l'impressione che ci siano anche degli altri motivi, perché c'è stato un tempo in cui l'inchiesta viveva la sua stagione migliore,
perché era all'interno di una stagione di grandi rivolgimenti e di grandi aspirazioni. E le inchieste, giornalistiche o non giornalistiche, un po' spurie, un po' sporche, inchieste sociali, autoinchieste, coinchieste, inchieste operaie. L'inchiesta era un tema molto di moda e una pratica molto di moda in molti ambiti e non solo riservata ai professionisti come i giornalisti. Perché fare inchiesta voleva dire partecipare a un movimento più profondo e più generale di rivolgimento della società. Kapuscinski diceva: diamo la parola ai poveri, ma gli diamo anche speranza, parlando di quello che gli sta succedendo. Leogrande diceva, Leogrande è, a mio avviso, Alessandro Leogrande è morto ormai 3 anni fa, il più grande intellettuale della nostra generazione, diceva: l'inchiesta deve parlare delle cose che succedono, ma deve anche far vedere i germogli di quello che potrebbe succedere altrimenti, dei rivolgimenti che potrebbero esserci. Perché dietro all'inchiesta, nei suoi momenti migliori, c'era una tensione propriamente politica. Adesso cosa c'è? Ecco, questa secondo me è una domanda da porsi, se le inchieste se sono all'interno di un frame, di un quadro, di una cornice di senso. Allora lo erano. Pensiamo alla grande inchiesta dei giornalisti dell'Ora a Palermo che hanno messo a nudo il giro di affari in cui era coinvolta Cosa Nostra, ma non solo, e che poi ha portato negli anni anche al famoso sacco di Palermo. Pensiamo alle grandi inchieste sulle condizioni di fabbrica, pensiamo alle grandi inchieste qui nel Veneto a Porto Marghera sulle condizioni di salute degli operai. Erano parte di un grande movimento di persone che si battevano per dei diritti. Adesso cosa abbiamo? Beh, io penso che noi tutti quanti noi abbiamo vissuto quello che sappiamo, no? La pandemia che opportunamente si dice non è passata, siamo in una fase diversa. Il fatto di vivere insieme questa pandemia ci ha regalato probabilmente una grande esperienza. Intanto ci ha dato una grande verità, che l'individualismo, il vivere da soli, il pensare da soli in competizione è una grande trappola ideologica. Questo l'abbiamo capito non intellettualmente, l'abbiamo capito dentro, no? L'abbiamo saputo attraverso il corpo, attraverso il vissuto. Ed è la cosa che adesso potrebbe dar senso all'inchiesta, è quella di fare in modo che un'esperienza come questa, che è un'esperienza di comprensione profonda di quello che è il nostro nuovo rapporto col mondo, non diventi un'esperienza episodica, ma si solidifichi nella nostra patrimonio. Perché alla fine, malgrado i tempi siano profondamente cambiati e quella cornice di senso si sia disgregata e quella tensione politica si sia di molto affievolita, comunque io penso che ci siano dei motivi profondi per continuare a fare inchiesta, che siano sostanzialmente quello di dare un senso al nostro posto nel mondo, cioè quello di capire il posto delle cose e la nostra relazione con queste. Quello che disse ultimamente un grande giornalista, la grande comunicazione, la pervasiva comunicazione dei social è come uno specchio che si è infranto, no? Che ci dà tanti pezzetti di vetro che riflettono dei pezzi della realtà. Continuare a fare inchiesta vuol dire provare a legare quei pezzi, provare a legare quei pezzetti. E per far questo bisogna continuare ad avere un approccio, come dire, che non rinunci alla riflessione sulla complessità e delle relazioni tra le cose. E per quanto mi riguarda, è il mio modesto parere, non rinunciare nemmeno alla tensione politica, perché io penso che il giornalismo oggettivo e l'oggettività nasconda in realtà il nascondimento delle relazioni di potere, perché non siamo tutti uguali, non abbiamo tutti lo stesso potere. E quindi dichiarare da che parte si sta, che tipo di intenzionalità si ha, continua ad essere, a mio parere, un valore. Proviamo a
a declinare queste cose che ho provato a dirvi molto velocemente, prometto, ad esempio su un tema, che è la questione della legalità, che è un altro delle parole chiave che mi è stata consegnata. Beh, sulla questione della legalità è un tema scivoloso, un tema un po' complicato. C'è chi può dire che la legalità sta arretrando nei confronti di sacche di illegalità che invece aumentano, ma forse la cosa che si percepisce guardando ad esempio a quello che sta succedendo più in generale anche nella nostra regione è che in un qualche modo non è tanto l'aumento della fascia di illegalità, ma è il compenetrarsi fra le due sfere, che rende evidente l'esistenza di una zona meticcia, di una zona grigio scura, di una zona in cui non sono tanto comprensibili le linee di confine. Ma i motivi sono tanti, anche perché sappiamo che, diciamo così, i produttori di sovranità, di leggi, sono diversi, sono sovrapposti, si complica e quindi può esserci da questo punto di vista la possibilità per tanti operatori di muoversi attraverso le maglie, anche perché quello di cui noi ci occupiamo alla fine è un aspetto un po' scivoloso, che è la questione della criminalità dei potenti e della criminalità economica. Un criminologo famoso, Sutherland, un sociologo famoso, già negli anni 20 ci raccontava che i crimini dei potenti hanno delle caratteristiche molto particolari e sono difficili da identificare. Intanto gli effetti dei crimini dei potenti non si vedono subito. Un trafficante di rifiuti o un gestore di una discarica, i suoi effetti benefici si vedranno fra anni e saranno anche difficilmente relazionabili tra la sua azione, i morti, le malattie, eccetera. Lui non opera, un criminale di questo tipo, un colletto bianco, non opera con la pistola e con i coltelli, opera con il computer, con la penna, in qualche modo opera con degli strumenti che a noi sono abituali, quotidiani, una persona che ci assomiglia, una persona con cui potremmo parlare la stessa lingua, con cui potremmo condividere anche in un qualche modo delle passioni, dei valori, dei modi di fare. Sono persone che hanno rapporti con la politica. Ricordo che una volta sono andato in Consiglio regionale a presentare un libro sui rifiuti e in motoscafo, perché il Consiglio regionale mi aveva messo a disposizione il motoscafo, ero insieme con un ex consigliere regionale che mi ha chiesto perché ero lì e di che cosa avrei dovuto parlare. Poi, alla fine ho parlato di rifiuti, lui mi ha detto e mi cita il nome di un famoso trafficante veneto, fa sì, è del mio paese, sì, lo conoscevo bene. Insomma, sempre con un tono molto indulgente, lui aveva avuto a che fare con questa persona. È una persona che ha movimentato molte schifezze e che ha probabilmente sulla coscienza un sacco di persone, ma una persona che ha provocato direttamente degli omicidi e che ha accoltellato delle persone non verrebbe mai trattato con la stessa indulgenza con cui è stato trattato questo trafficante. E questo politico non faceva mistero di aver avuto a che fare con lui e di aver avuto dei rapporti cordiali con lui. Ecco, allora vediamo che la legalità non è, come dire, uno strumento oggettivo e in qualche modo una spada che divide i buoni dai cattivi. In realtà non l'è mai stato, è anche frutto di relazioni politiche, è frutto di conflitti, anche le tavole della legge, se ci pensiamo, le famose tavole della legge di Mosè, sono state ottenute da un popolo in cammino che si è sottratto alla schiavitù. La legge non è neutrale da questo punto di vista perché interviene nei fatti della vita. Quindi anche utilizzare la legalità come spada impietosa per leggere quello che accade, in realtà non ci fa vedere, rischia di non farci vedere le cose in maniera ragionevole e interessante, perché quello che è più interessante è quello che si muove negli spazi grigi, appunto. E tra l'altro, parlando di mafia, anticipando solo molto brevemente quello che posso dire sulla mafia, guardate che trovo che sia molto più interessante, piuttosto che il nero dei mafiosi,
che sono molto identificabili e che sono sicuramente al di là della spada della legge, chi si muove in mezzo e che appunto ha il nostro linguaggio, ha il nostro modo di fare, ha magari in parte anche le nostre frequentazioni. È un mondo meno affascinante, meno cinematograficamente avvincente, però ci racconta molto di quello che siamo e ci racconta molto di quello che siamo diventati. Grazie. C'è già molta carne al fuoco da questa introduzione anche, diciamo, profonda sul concetto di inchiesta, che ringrazio già Gianni perché da giornalista, sebbene prestata in questo momento a tutt'altra cosa rispetto al giornalismo sul campo, ci fa riflettere sul nostro ruolo, che non è mai scontato. Paolo, ora tocca a te. Come siamo messi su queste 3 parole a livello, dal tuo punto di vista? Buonasera a tutti, ringrazio Araldo e ringrazio voi di essere qui nonostante la tempesta annunciata. Cominciamo a dire, io parlo a titolo individuale, nel senso non penso di rappresentare la categoria o il giornalismo e tante storie, sono un operaio dell'informazione. Ho avuto la fortuna di lavorare in giornali grandi con maestri ottimi che mi hanno insegnato questo mestiere e poi mi hanno messo questa specie di sacro fuoco, l'inchiesta giornalistica. Io non la vedo come niente di particolare, a parte il fatto che adesso l'ha trovata come una specie di etichetta, sopra l'articolo, sopra la trasmissione televisiva, fa figo metterci inchiesta, ma bisogna intendersi cosa vuol dire. Allora cominciamo a dire cosa vuol dire fare giornalismo d'inchiesta, almeno per me, sempre personalmente. Non è niente di strano, è un lavoro che facciamo tutti. L'inchiesta è un lavoro che facciamo tutti. Ho fatto questo esempio, una volta mi hanno chiamato a parlare in una scuola media. Era difficile fargli capire cos'è il giornalismo d'inchiesta. Allora ho fatto l'esempio del cornuto. Viene una persona di cui ti fidi, un amico che ti dice aiuto, no, la plastica lì. Si parla di ambiente, giustamente. Diciamo che sei un ottimo testimonial, Paolo. Questo era il famoso minimo sindacale. Viene un amico e ti dice guarda che non so, la tua ragazza, il tuo ragazzo si baciava con un'altra. Cos'è la prima domanda che fai? Chi te l'ha detto? Ok? La seconda domanda è allora gliel'ha detto Gino, che è un noto mentecatto, ballista matricolato, magari innamorato segretamente di te, quindi può avere dell'interesse a raccontare una palla. Oppure no, l'ha detto, gli facevo l'esempio, il primo della classe, il più bravo di tutti, il più buono, quello che non dice mai le bugie. Allora dici, magari è vero. E a questo punto cosa fai? Vai da lui e gli chiedi, ma li hai visti tu o te l'hanno detto? E in questo caso, chi te l'ha detto? Ok? Quindi chi te l'ha detto e li hai visti tu? Vuol dire che prove hai per affermare che un certo fatto è vero. Il nocciolo duro del giornalismo d'inchiesta è di fronte a una notizia, a un'ipotesi di notizia, a un sospetto, a una voce, anche solamente a un dubbio che ti viene, a un ragionamento che può fare, è andare a vedere se è vero o no e documentare la verità dei fatti. Quindi è accertare la verità dei fatti. Questo lo fa ognuno di noi ogni giorno per un sacco di cose, non è niente di strano come mestiere. Per avere di dignità di giornalismo, d'inchiesta alto, deve essere la verità dei fatti, deve riguardare un fatto di interesse pubblico, un fatto magari di portata storica, quindi è solo la qualità del fatto che cambia, ma non il tipo di lavoro che si fa per verificarlo. Naturalmente, se il sospetto che hai, non so, la fonte che ti dice una cosa ma non ti dà i documenti, è che il politico più votato dagli italiani ha un conto estero intestato a una società offshore delle isole Cayman su cui prende le tangenti per fare le leggi a favore di un'impresa privata che lo paga anziché a favore dei cittadini, chiaramente la verifica, la ricerca della verità dei fatti in questo caso presuppone una professionalità, insomma, presuppone essere capaci di andare a trovare i documenti, le carte, le testimonianze per provare che il fatto è vero. Questa è la base del giornalismo d'inchiesta.
la seconda cosa da dire è che l'Italia non è un paese per giornalisti d'inchiesta. Storiella personale. Lavoravo al Corriere della Sera e facevo la cronaca giudiziaria. In Italia le indagini anche sul terrorismo di matrice islamista tipo Al-Qaeda le fanno i magistrati carabinieri, quindi sono costretti a depositare tutte le prove, in particolare tonnellate di intercettazioni. Quindi io e un collega che si chiama Guido Olimpo, che è un amico, che è ancora al Corriere, un grandissimo giornalista, inciampiamo, come dire, in un pacco di intercettazioni in cui ci sono gli unici due che ci sono stati in Italia veramente di Al-Qaeda in senso stretto, l'organizzazione quella di Bin Laden che ha fatto gli attacchi dell'11 settembre, che parlano loro, cioè raccontano loro come la pensano, che obiettivi hanno, che vita quotidiana fanno, materiale fantastico. Chiaramente cominciano a calare come frotte i giornalisti americani, che invece Bush, vi ricordate Patriot Act, decidono che loro non fanno i processi contro i terroristi di Las Bisbee, fanno operazioni segrete della CIA, li prendono e li chiudono a Guantanamo, e l'opinione pubblica non sa niente del perché sia stato chiuso il tizio Khaled Sheikh Mohammed a Guantanamo, chiaro? Quindi loro non vedevano niente dell'attività di indagine, per cui vengono da noi a chiederci sostanzialmente le intercettazioni che avevamo già pubblicato, perché avevamo bisogno dei documenti. Vengono ricevuti dallo Stato Maggiore del Corriere, che cavolo, arriva al New York Times, il capo della redazione Europa col super inviato, e chiedono di visitare la redazione investigativa del Corriere. A quel punto chiamano me e Guido e dicono: ma volevamo visitare la vostra redazione che sta occupandosi del terrorismo islamico, in quel momento si parlava solo di Al-Qaeda. E io e Guido, molto imbarazzati, diciamo: guarda, siamo io e lui, insomma, tutto qua, come dire, no? Eravamo in due. I grandi giornali americani che stanno, per motivi storici, il giornalismo d'inchiesta è fortissimo negli Stati Uniti, in Inghilterra, in alcuni giornali francesi tipo Mediapart e Le Monde, e Il Paese è anche un ottimo giornale d'inchiesta, la Süddeutsche Zeitung. Ci sono alcune isole di grande giornalismo d'inchiesta che trovate molto ben rappresentate, per esempio sull'Internazionale, se lo leggete una volta alla settimana, traduce il meglio della stampa di tutto il mondo, trovate delle inchieste giornalistiche strepitose, ok? Per motivi storici in America il giornalismo d'inchiesta è fortissimo, quindi un grande giornale americano, Washington Post, New York Times, eccetera, hanno redazioni investigative fatte da 70, 80, 100, 150 giornalisti che fanno solo lavoro di inchiesta, cioè fanno le inchieste loro, non copiano quello che hanno scoperto i magistrati o i carabinieri, i poliziotti. E poi hanno delle altre redazioni separate da dei muri interni, che sono i fact checkers, che controllano se è vero o no che un certo fatto raccontato in un articolo è così. Quindi se voi capitate citati in un articolo di un grande giornale americano che abbia dignità in inchiesta, vi sentite chiamare: scusi, lei si chiama Paolo Biondani, ha 8 anni, è vero che lei fa il giornalista, è vero che lei ha fatto questa dichiarazione, te la leggono, controllano tutto. Quindi la notizia che viene pubblicata è una notizia verificata nel senso che dicevo prima. In Italia questa tradizione non c'è. In Italia tutti i giornali e anche le televisioni nascono come giornali politici, cioè ogni rete televisiva, ogni giornale di carta stampata ha una targa più o meno evidente di un certo partito o pretende di contenzionare un certo partito. C'è il giornale vicino ai 5 Stelle, c'è il giornale vicino alla Lega, c'è il giornale che vicino al PD o che vuole condizionare il PD, eccetera, eccetera, e lo stesso accade per le reti televisive, ok? Quindi non ci sono quindi il giornalismo italiano ha i suoi difetti grossi. Se ci fate caso, nelle trasmissioni televisive il giornalista che viene invitato perché in un talk show c'è bisogno di fare il finto plurale, cioè di dare l'impressione di non essere schierati per nessuno e quindi avere tante campane. Allora un giornalista viene invitato non perché è il miglior giornalista d'inchiesta che c'è in Italia, il grandissimo giornalista di mafia che lavora in Sicilia, viene invitato perché ha la maglietta più o meno del 5 Stelle, Lega, eccetera. Chiaro? In Italia, per lo stesso motivo, in America c'è il premio Pulitzer, c'è il più autorevole premio giornalistico del mondo, può premiare anche il giornalista del giornale locale del piccolo stato perché ha fatto un'inchiesta strepitosa, e quel giornalista poi trova posto nei grandi giornali perché si va a vedere il lavoro oggettivo di inchiesta che viene fatto. In Italia i giornalisti d'inchiesta non prendono medaglie, non fanno carriera nei giornali. Ne cito 2 che sono stati tra i più grandi.
Giuseppe D'Avanzo di Repubblica, morto alcuni anni fa, grandissimo giornalista, mai diventato direttore ed era un gigante, riconosciuto come tale da tutti i direttori. Marco Nozza è un grandissimo giornalista del Giorno Prima Maniera, Giorno di Italo Pietra, che fu una rottura nella stampa italiana, fu il primo giornale forse moderno, da lì vengono Giorgio Bocca, una carrellata di giornalisti grandissimi. Marco Nozza è stato il primo giornalista che ha scoperto che la versione della polizia di Stato e dei servizi segreti, che la bomba di Piazza Fontana l'hanno messo Valpreda e Pinelli, cioè gli anarchici, era una balla. Invece erano stati i neofascisti, veneti tra l'altro, no? Tanto, ok. Freire e Ventura poi sono stati condannati per 17 dei 22 attentati commessi nel 1969. Quindi Freire e Ventura erano due terroristi nazifascisti, chiaro, non ci sono dubbi su questo. Ha vinto Marco Nozza, ma dirlo il 15 dicembre 69, 3 giorni dopo Piazza Fontana, bisognava essere dei giganti. Lui era andato a verificare la versione ufficiale, parlando con tutte le persone che avevano visto Valpreda, e ha capito subito che era una balla la versione del Bostro, che era il ballerino anarchico, ok? Quindi in Italia ci sono stati singoli giornalisti giganteschi ma non c'è un ambiente che favorisca il giornalismo d'inchiesta. Il giornalismo d'inchiesta medio si becca una quantità mostruosa di querele, per esempio. Ci sono i casi del giornalista ammazzato, minacciato, gambizzato, quelli sono i casi eclatanti, ma il giornalista medio è io. Ho 40-50 processi l'anno, no? Chiaro, cioè più o meno ogni articolo che scrivo mi arriva la causa. Perché? Perché in Italia non c'è l'istituto della lite temeraria applicato. In Inghilterra, se un politico cita a giudizio un giornalista dicendo ha scritto il falso, la condizione per poter procedere nel processo è che lui deve, su richiesta del giornalista, deve testimoniare sotto giuramento. Quindi se dice una cosa falsa, c'è stato un famoso caso di un ministro inglese che ha querelato il Guardian e alla fine è stato condannato lui alla galera per spergiuro, chiaro? In Inghilterra, se tu fai una causa e chiedi €500.000 a un giornalista, il giudice si convince che invece ha ragione il giornalista, i fatti sono veri e sei tu politico e che hai fatto oltraggio alla corte, hai fatto un reato e ti possono condannare a pagare fino a 10 volte la somma che chiedevi tu. Quindi uno ci pensa molto prima di fare una falsa accusa a un giornalista. In Italia la querela non costa niente. Il più delle volte il potente, il banchiere, il mafioso ha già degli avvocati a libro paga. Il politico addirittura ha gli avvocati a libro paga a spese nostre, cioè il comune, la regione, il Parlamento, il partito, gli pagano gli avvocati. Quindi si querela a prescindere, tanto così intimidisci il giornalista, intimidisci tutti gli altri giornalisti che sarebbero magari tentati di riprendere la notizia e non lo fanno perché hanno paura delle cause. Io ho la fortuna, io sono un privilegiato, c'ho dietro l'Espresso, che è un settimanale di inchiesta per cui danno per scontato che mi facciano una querela ad articolo più o meno, ok? Io sono attrezzato, mi sono abituato a scrivere solo quello che posso documentare in tribunale che è vero. Quindi nei miei articoli non trovate mai quello che io so o quello che io sospetto, trovate quello che io ho, le prove documentali, chiaro? O la testimonianza registrata, altrimenti non si scrive e uno impara a sopravvivere in questo modo, cioè è questione di sopravvivenza. La mia unica forza professionale, che io ho lavorato in giornali, insomma ho fatto un sacco di articoli che rompevano le scatole ai potenti, prima ho avuto la fortuna di entrare al Corriere fortunosamente in tempi d'oro del giornalismo, poi all'Espresso, ogni articolo mio è sempre insomma spiacevole, c'è sempre qualcuno che si arrabbia. Non ho mai perso un processo per diffamazione, ok? Cioè, all'interno dei giornali in cui lavoro ho la fame di essere quello che, sto qua ci dice una notizia esplosiva, ma insomma possiamo fidarci che è vera. Il giorno che io costo €100.000 di risarcimento al mio giornale, io sono finito, perché a quel punto la notizia successiva che propongo, il direttore dice no, aiuto, come facciamo a fidarci? Chiaro il concetto? Quindi il giornalista d'inchiesta in Italia, al di là di tante menate retoriche, sopravvive. E io sono un privilegiato perché sono in una macchinona che dagli anni 70 ha una tradizione di giornalismo d'inchiesta. L'Espresso ha fatto inchieste storiche sulla strategia della tensione, il terrorismo rosso, il terrorismo nero, la mafia, la morte di Falcone, eccetera. Quindi sono in una struttura attrezzata per il giornalismo d'inchiesta. E se mi fanno causa, gli avvocati me li paga il giornale, chiaro?
Il giornalista freelance o il giornalista di provincia che non c'ha dietro nessuno e che è precario, che lo pagano 30 euro all'articolo, quelli sono gli eroi di adesso, quelli sono i giornalisti d'inchiesta eroi. Terza cosa, e poi chiudo, sto dicendovi delle cose che vorrei che stimolassero delle domande, anche magari impertinenti e, come dire, non ci fidiamo di più di voi giornalisti, non vi crediamo più. Perché? Perché adesso siamo tutti abituati a non comprare più i giornali. Cioè, che comprano un giornale di carta sono pochissimi, che si abbonano a Repubblica, all'Espresso, al Corriere, eccetera, per vedersi l'edizione con l'abbonamento digitale, o anche l'Internazionale, che è un giornale fantastico che vi consiglio di leggere perché traduce il meglio del giornale, vende 50.000 copie circa, cioè una frazione minima di quello che è l'audience di qualsiasi programma televisivo anche stupido, ok? Quindi è una piccola minoranza di persone che leggono articoli lunghi, approfonditi, che fanno pensare, che faranno ragionare, ok? La maggior parte della gente come si informa? Si informa perché gli arriva dall'amico su Facebook oppure Google, eccetera, la notizia e non si fa la domanda che si fa il cornuto di prima, no? Chi te l'ha detto? Chi lo dice? Che c'è la correlazione tra vaccini e autismo, che è un falso storico nella storia della medicina e non è vero, è dimostrato, il tizio è stato radiato, eccetera. Ti arriva l'amico che ti dice no, magari l'amico è un biologo e magari non c'è più la ricerca della fonte, quindi viviamo in un mondo sommerso di notizie, siamo tutti bombardati da un'infinità pazzesca di notizie, ma non si sa più quali sono le notizie vere ed è in crisi strutturale quel tipo di giornalismo d'inchiesta che serve proprio a dire ai cittadini guarda che questo è vero mentre questa è una balla che ti racconta il politico, ok? Vi potrei fare tantissimi esempi, ma forse la cosa più importante è quando è nata internet avevamo avuto anche noi giornalisti l'illusione che potesse nascere un nuovo tipo di società dell'informazione molto più libera. Il momento forse più bello è stato quando ci sono state le primavere arabe, no? Quelle rivoluzioni che hanno buttato giù i dittatori in Egitto, l'unica sopravvissuta in Tunisia è andata male quasi dappertutto. La notizia storica che stava venendo giù il dittatore Mubarak non l'hanno data dei giornalisti, l'hanno dato i cittadini egiziani, gli studenti, gli attivisti che erano in piazza Tahrir, la piazza principale del Cairo, e che col loro telefonino facevano vedere cosa stava succedendo. Quindi c'è stato un momento di illusione che potesse saltare il filtro e anche il tappo dei giornali, dei mezzi di informazione, che hanno sempre un proprietario, che hanno sempre una linea politica, che hanno sempre l'industriale che è azionista e che quindi quel settore lì non si può toccare perché se no salta il direttore, eccetera, e che ci fosse direttamente un'informazione gestita direttamente dalla gente, per la gente, senza filtri. È stata un'illusione amaramente finita. Adesso la stragrande quantità di informazioni vi arriva per esempio da Google. Google cosa fa? Diffonde notizie in modo parassitario, sono dei parassiti, cioè Google non ha una redazione, aggrega e rilancia in automatico, senza nessun tipo di approfondimento direttamente via computer, delle notizie prodotte da altri, senza discriminare tra notizie vere e false. Secondo, nel motore di ricerca di Google, se tu paghi, scompari, se invece non paghi sei il primo della lista, ok? Quindi è un'informazione deformata strutturalmente per finalità di profitto, che è il contrario della libertà di informazione. E questo modello di giornalismo su internet sta diventando pericoloso per la democrazia, perché la gran parte dei giornalisti giovani, bravi, magari molto più bravi di me, vengono assunti in redazioni online, redazioni dei siti, in cui non fanno purtroppo nessun tipo di verifica, devono fare una specie di imitazione di Google. Parentesi, Google, cioè i grandi motori di ricerca, i colossi di internet, quest'anno in Italia hanno superato gli introiti pubblicitari delle televisioni, che hanno 50 volte gli introiti della carta stampata. Quindi Google, dopo aver praticamente saccheggiato le informazioni dei giornali, nel senso, io trovo una notizia
qualsiasi. Dietro il business dei pomodori in Sicilia c'è la mafia e la Documento. La mia notizia viene rilanciata da Google, ma voi la vedete da Google, non la vedete dall'Espresso. Quindi la pubblicità collegata ai contatti di quella notizia se la prende Google, la incassa Google, all'Espresso non va niente. Chiaro il concetto di parassitismo? Il giornalista giovane assunto nella testata online, che lavoro fa? Fa un lavoro terribile, resta con due occhi a palla davanti a un monitor televisivo e lì vince la concezione peggiore dello scoop, cioè il primo che arriva, il primo che traduce magari da un'agenzia straniera la notizia che c'è stato lo tsunami e la centrale di Fukushima manda in crisi e c'è il rischio di un incidente atomico in Giappone, ok? Chi ha vinto quella battaglia giornalistica per essere il primo dalla notizia? Il primo che ha copiato pedissequamente la notizia diffusa dalla, che ne so, Associated Press, senza fare nessuna verifica, senza fare neanche una telefonata, e l'ha sparata sul suo sito. In questo modo noi siamo tutti bombardati da una quantità di informazioni che non sappiamo se sono vere, e anche il meccanismo di su internet, dico l'ultima cosa, è mostruosamente pericoloso perché crea delle cerchie non comunicanti di lettori. Cioè ognuno viene informato solo dalla sua cerchia di persone che la pensano allo stesso modo suo. Quando io avevo 18 anni, 20 anni e sognavo di fare il giornalista, a casa mia mio papà comprava il giornale di Montanelli, che era un giornale di destra. Io compravo il Corriere della Sera, che era un giornale della buona borghesia milanese, oggi potremmo dire di centro, e poi compravo il Manifesto, che era un giornale di estrema sinistra, c'è ancora. In quel modo tu leggevi le notizie raccontate da 3 campane diverse e alla fine, avendole lette tutte e 3, cosa che vi consiglio di fare tuttora, di comprare 5 giornali diversi e andare a leggere la stessa notizia, tu arrivi a un nocciolo duro di informazione che è quello che è innegabile e che hai la buona probabilità che sia veramente successo, ok? Se tu invece ti informi solo col telefonino, hai il vizio che più di 30 righe non le reggi sul telefonino, 50 righe, quindi un'informazione superficiale, non ti fai la domanda chi l'ha detto e soprattutto non hai una gerarchia delle fonti per dire questa notizia è più importante di quest'altra, l'incidente alla centrale di Fukushima può provocare un incidente atomico, una cosa tipo Chernobyl alle mondiali, invece Fedez e la Ferragni magari invece vanno nelle pagine interne o vanno nel taglio basso perché è una notizia meno importante. Non hai più nessuna, per quanto discutibile, avevi un'idea di... E poi soprattutto tu avevi un'informazione di centro, di destra e di sinistra, per cui io facevo le cronache giudiziarie di Tangentopoli, Milano era in mano a Craxi, Bettino Craxi, leader del PSI, chiaro? Aveva un seguito popolare notevole, era il padrone di Milano. A un certo punto abbiamo cominciato a scrivere, guardate che i magistrati hanno scoperto che c'ha i conti in Svizzera, i prestanome dei conti hanno confessato, e sui conti in Svizzera si prendeva una barca di soldi da tutte le grandi imprese italiane per favorirle attraverso i suoi uomini negli appalti o per farle le eligibili di favore. Anche il lettore più craxiano del mondo si trovava sul giornale, che comunque se era di Milano comprava il Corriere, un'informazione sgradita che lo spiazzava, che lo faceva pensare e che cominciava a dire no, ma allora non posso più fidarmi di questo politico. Adesso invece vi arrivano solo informazioni da quelli che già lo pensano come voi. Dico l'ultimissima cosa, c'è un fenomeno inquietante per la democrazia che è il caso di Cambridge Analytica, che è l'uso della massa di dati raccolti dai giganti di internet per finalità di profilazione psicologica. Cosa vuol dire? Vuol dire veramente il grande fratello. Cioè, c'era la campagna elettorale tra la Clinton e Trump. I russi avevano deciso che tifavano Trump. Hanno creato delle false identità americane, un finto meccanico del Wisconsin, okay? Che invece era un agente segreto russo che assumeva la falsa identità. Questo succedeva soprattutto negli stati in bilico, quelli in cui vinceva l'uno o l'altro per 10, 15.000 o 30.000 voti, ok? Il finto meccanico mandava al club dei meccanici
che si vedeva arrivare la notizia da Facebook, erano Cambridge Analytica, una società inglese che sfruttando il nome Cambridge, l'assonanza con l'università, si è comprata una barca di dati personali da Facebook che noi regaliamo ai giganti su internet. Ogni volta che diciamo accetti i cookies eccetera, gli vendiamo tutti i nostri segreti, ok? Quindi loro sapevano che quel meccanico lì, ok, il signor John dell'Ohio, ha il terrore dei cani lupo perché da piccolo è stato aggredito dai cani lupo. Tu queste cose su internet, sul canale Facebook, le dici e quindi da una chat con un tuo amico si è scoperto che c'è il terrore dei cani lupo. Allora loro non gli mandavano il messaggio riconoscibile politico che dice vota Trump e non votare, oppure non votare la Clinton o viceversa. Gli mandavano il messaggio la foto della Clinton che abbraccia un cane lupo, chiaro? O che è circondata da cani lupo. Il messaggio agisce a livello inconscio, ti tocca la tua paura profonda e ti inquina la democrazia, perché dal momento successivo tu non sei più libero di valutare cosa dice questo candidato, cosa dice quest'altro. L'unica reazione, l'unico modo per salvare una democrazia in un'era di internet è proprio un giornalismo d'inchiesta con i fiocchi. Alcuni grandi giornali americani ce la stanno facendo, stanno superando la crisi di internet, il New York Times, il Washington Post, sono tornati in attivo, offrono degli abbonamenti digitali ricchissimi e ce la stanno facendo. In Italia tutti i giornali stanno morendo, ok? Quando sono entrato all'Espresso, e chiudo, l'Espresso aveva 76 giornalisti, io sono arrivato all'Espresso nel 2007, dopo 20 anni di Corriere, ok? 76, adesso all'Espresso siamo in 18, chiaro? Quindi prima eravamo in 76 a cercare i segreti del potere, adesso siamo solo in 18, compreso il direttore, eccetera. Siamo sempre in meno, abbiamo sempre meno pezzi. Quando lavoravo al Corriere, che c'era Tangentopoli, il Corriere è arrivato a vendere 1.250.000 copie, ok? Che era quello che vendeva il Washington Post in America, con il vantaggio della lingua inglese. Vendeva un casino, c'era Paolo Mieli direttore. Il Corriere adesso vende 180-190.000 copie, chiaro? E con gli abbonamenti digitali, che però non costa niente, arrivi a 2,60-2,70, ok? Quindi vedi, un quinto di allora. E ogni anno, di anno in anno, tutti i giornali italiani perdono circa il 10% delle copie, ok? Quindi adesso a questo punto il discorso è in mano ai cittadini, cioè se voi accettate che chi se ne frega, a me va bene non pagare niente e informarmi con il blog del cretino, magari pagato da qualcuno non si chi o semplicemente, oppure se invece volete cercare un'informazione seria la dovete pagare, l'informazione, il giornalismo d'inchiesta, l'informazione seria va pagata. L'Espresso in questo momento viene venduto in abbinata con Repubblica la domenica, Repubblica costa 1,50 €, se comprate il giornale la domenica vi arriva anche l'Espresso, costa 1 euro, costiamo meno di un caffè, ok? Però certe notizie, se non ci fosse stato l'Espresso, non le avreste mai sapute. Poi se volete vi faccio degli esempi. Notizie date da noi e che poi sono diventate di dominio pubblico, se ne parla continuamente, ma se non c'eravamo noi non esistevano in natura, chiaro? Quindi bisognerebbe cominciare a pensare al giornalismo d'inchiesta, soprattutto al giornalismo d'inchiesta, come a un servizio pubblico, una cosa che tu, come l'acqua, che la devi pagare per avere l'acqua pulita. Ecco, l'acqua pulita della democrazia. Paolo, allora, questo non va. Usiamo sempre... Non va solo questo. E grazie Paolo. Penso una nuova disciplina, nel senso che è quella della educazione ad essere lettori, diciamo, dei giornali, un po' dalle parole di Paolo. Gianni, spostiamoci un secondo sulle altre due parole chiave, cioè legalità e ambiente, e se ti va anche un po' più nelle terre a noi più vicine, quindi Veneto, Verona, se hai qualcosa da dire, da rivelare tra virgolette, e ti lancio però ti alzo un tema, una riflessione che ho pensato in questo momento, perché in effetti poi pensiamo a Verona, la città in cui noi viviamo e in cui Eraldo si è posizionato come giornale online fatto da persone, alcuni professionisti, molti pubblicisti e collaboratori volontari. Dobbiamo dirlo, perché tutto il discorso, insomma, che Paolo ha fatto adesso, noi
tra virgolette, l'inchiesta ci fa un po' paura da un lato, perché ovviamente non abbiamo nessun né colosso né colossino né colossetto dietro, ma ognuno di noi dovrebbe poi pagarsi fior di avvocati e insomma magari si sta attenti, ma di sicuro abbiamo avuto in questo anno e mezzo la forza di dire a volte delle cosette che altri giornali magari ben più protetti in questa città non fanno, e quindi ti alzo questa cosa, cioè perché, e poi la passo la parola sulla stessa riflessione anche a Paolo, a livello locale non si fa più, cioè non si fa inchiesta, questo è almeno non nel Veneto, non mi risulta. Ma secondo me, tra le altre, una cosa molto interessante che ha detto Paolo, cioè che i giovani giornalisti di provincia a 30 euro il pezzo sono i veri eroi. Cioè. E peraltro questa è una situazione molto complicata, il fatto che debbano essere definiti eroi perché fanno una vita molto difficile, perché sono sul terreno e sui terreni marginali di un'Italia che è un arcipelago di cose molto diverse. E molto spesso il corrispondente locale o il ragazzo che insomma, tira su un po' di soldi dal paesino di provincia potrebbe avere un occhio, uno sguardo sulle cose che può stupire e arricchire rispetto all'uniformità di un lettore medio di città, eccetera, perché ci sono cose che succedono nella marginalità e nelle territori più appunto distanti che possono essere anche profetiche di quello che può accadere. Pensiamo ad esempio al fatto, adesso è un argomento che grazie a Dio è molto quotato, però io mi ricordo che 15 anni fa, quando è venuta fuori i primi casi, perché sono stati denunciati al sindacato, di caporalato in agricoltura nel Padovano, io mi ricordo che la Coldiretti aveva reagito con appunto una querela, dicendo non permettetevi perché non esiste che ci sia il caporalato al nord, non esiste che ci sia il caporalato in Veneto, eccetera, eccetera. Ma anche perché voglio dire, le campagne sono un mondo separato, sono un mondo lontano, sono un mondo complicato da andarlo a vedere che cosa succede, penso, non so, alla campagna della bassa padovana, Orodigina, eccetera, cioè ci devi andare, devi sapere dove andare, devi sapere con chi parlare, eccetera, e molto spesso possono essere appunto le persone che ci stanno, no? E se il giornale mano a mano dismette, investe meno, paga meno, eccetera, eccetera, le persone che stanno nei luoghi più disparati ha meno recettori e meno possibilità che arrivino segnali. Più in generale c'è un altro tema che mi ha sempre stupito riguardo al Veneto e a quello che è successo negli ultimi anni, cioè stupito fino a un certo punto. Da 3 anni a questa parte, in particolare in questa città, sono venute fuori diverse inchieste sulla questione della criminalità organizzata, no, delle mafie. Ci sono molti motivi per cui la magistratura veneta si è, tra virgolette, svegliata. Alle volte mettendo insieme dei pezzi un po' vecchiotti e costruendo delle inchieste che in qualche modo si raffigurano come 416 bis, quindi organizzazione di stampo mafioso. Ci sono state sicuramente delle reprimende, mi ricordo la relazione della commissione parlamentare d'inchiesta della Bindi in cui ha detto vabbè, ma qua cioè, che cosa sta succedendo? Da quando la magistratura si è svegliata sono venute fuori le inchieste, di mafia si parla e anche sui giornali veneti insomma conquistano il titolo. Ci sono stati lunghi anni in cui non se ne è parlato perché la magistratura non operava. La magistratura veneta non operava. Questo è un grosso problema perché noi vediamo che c'è un po' il giornalismo che su alcuni temi sembrerebbe quasi che debba andare a traino della magistratura e che sia in qualche modo ancillare alla magistratura. Perché anche quando poi le cose vengono fuori, se noi andiamo, cioè i pezzi e anche le pubblicazioni, i libri, eccetera, eccetera, insomma, le ordinanze dei magistrati sono la polpa di tutto quello che viene fuori e però i magistrati dicono delle cose che hanno delle finalità ben precise
che hanno una logica ben precisa, che è quella giudiziaria, che è quella che deve configurare la fattispecie di reato, in qualche modo fare in modo che i fatti vestano il reato che deve essere poi che deve essere dimostrato. Beh, il giornalista forse dovrebbe fare qualcos'altro che rilanciare la tesi della magistratura. Dovrebbe avere degli obiettivi diversi di comprensione di quello che accade, del contesto. Andando in molte inchieste, ma adesso Multari, Zimella, cioè Multari è il cattivo, non c'è dubbio, è un mafioso, più cattivo di così, però e quindi ci sta dentro il 416 bis, ci sta benissimo lui, la sua famiglia, tutto quello che ha fatto, eccetera, eccetera. Ma Cristo Santo, e il suo avvocato? Cioè, andiamo a vederci con un altro occhio, non l'occhio del 416 bis, le persone che ci giravano attorno e vediamo quali responsabilità avessero. E vediamo soprattutto Multari che cosa avrebbe potuto fare senza quella persona o senza quelle persone. Beh, diciamo, molto molto meno di quello che ha fatto, perché non era una persona in grado di mettere in piedi società, di intercettare finanziamenti, di fare vari magheggi finanziari, eccetera, eccetera. Lui non era in grado di farli, c'erano persone che le facevano per lui. Ma queste persone non sono rientrate nel 416 bis per esigenze di strategia processuale, però noi non possiamo abbeverarci in maniera neutra di quelle che sono le strategie della magistratura. Dovremmo guardarci dentro e capire che cosa è utile per noi e per la nostra comprensione, perché quella strategia ha come riflesso una sostanziale problema di rendere innocente la società veneta. Cioè i mafiosi sono i cattivi e tutto quello che gli sta intorno è o vittima o non sapeva. E invece le cose, cioè, avendo studiato abbastanza a lungo queste questioni, cercando di approfondirle anche con occhio critico e quindi cercando di decostruire le fonti, a me non sembra assolutamente che sia così, ma neanche lontanamente. Ecco, allora, e su questo ci sono tutta una serie di discorsi, tra cui ad esempio la fretta, che tu, cioè voglio dire, esce l'ordinanza, ti devi leggere sti malapponi di 800-500 pagine e uscire e dare in pasto, tirar fuori la frase un po' più ad effetto, la intercettazione in cui il cattivo emerge come ancora più cattivo, la cosa che fa titolo, eccetera. Temo che questo tipo di narrazione può appunto conquistare e solleticare, ma in qualche modo è come se volesse stare alla competizione con una dimensione di informazione televisiva, di informazione di pancia, no? Avremmo bisogno, e secondo me avremmo bisogno di qualcos'altro. È un po' disperante tutto quello che stiamo dicendo, però ho l'impressione che alcuni germogli stiano da qualche parte emergendo. Sono germogli un po' diversi da quelli a cui siamo stati abituati come nostra generazione, appunto dei giornali, dei settimanali, penso all'esperienza ad esempio di Slow News, no? Che è un sito molto bello, che sta proponendo proprio una concezione del giornalismo radicalmente diversa da quella che è imperante, appunto sul concetto della lentezza del ricercare le cose, dello scriverle, e è un sito di informazione interessantissimo in cui non è che escano cose tutti i giorni o più volte al giorno, escono quando le cose sono maturate. E cercano finanziamenti, cercano la collaborazione dei lettori nel finanziamento, cioè io vedo questa possibilità che chiaramente però è una possibilità di nicchia. Quello che era il giornalismo, cioè essere al centro del dibattito politico e sociale del paese, orientarlo, essere i principali strumenti del dibattito della società civile di questo paese e dei vari paesi,
Beh, questo è perso, questo sicuramente è perso. Occorre andare alla ricerca di un altro ruolo che non è sicuramente quella centralità lì. Allora, dalla regia mi dicono di andare verso la fine, anche perché incombe l'uragano che, come Paolo ha soprannominato, Sbuarina prima, ve lo dico, però non ditelo a nessuno. E Paolo, perché non facciamo inchiesta nelle piccole città e nelle piccole città di provincia? Per tutti i motivi probabilmente che hai già detto, ma c'è qualcosa in più che vuoi dire? E soprattutto, per chiudere, e chiedo così anche rimpallo su Gianni, su cosa stai lavorando adesso e che cosa ci aspettiamo da te? In realtà si fa inchiesta, il singolo giornalista, ci sono tanti bravissimi giornalisti in provincia che poi magari, non so, mi chiamano, mi chiedono le carte, vedono l'articolo, ma c'hai quel verbale, eccetera. E spesso hanno un ruolo fondamentale. Come diceva lui, in Veneto per 20 anni c'erano la direzione antimafia di Milano, la direzione antimafia di Bologna, facevano gli arresti a Verona o a Treviso o a Padova, e in Veneto sembrava che non ci fosse la mafia. Poi improvvisamente, per fortuna, si è svegliata l'antimafia di Venezia. E allora abbiamo cominciato a vedere i Giardino famosi, l''ndrangheta, eccetera, eccetera. E il giornalista locale che ha proprio l'orecchio sulla rotaia, che ha il polso del territorio, ha una funzione fondamentale, perché può anticipare, può svegliare la popolazione prima che arrivi la grande retata dei carabinieri che arresta, e a quel punto tutti capiscono che c'è la mafia. Mi ricordo che avevamo fatto un'inchiesta sull'amministrazione Tosi con un gruppo di giornalisti, c'erano anche giornalisti veronesi, poi io ho scritto sull'Espresso, uno ha scritto da un'altra parte, eccetera. E avevamo visto che c'era un tizio che era una specie di re degli appalti stradali, soprattutto a Verona, che era titolare di una società che adesso non sto a citare, ma che era di origine calabrese e era pregiudicato perché qualche anno prima, una decina d'anni prima, era stato fermato all'interno delle indagini sulla gambizzazione, tentato omicidio di un vice sindaco della provincia di Verona, e non sono riusciti a dire che era stato lui a gambizzare il vice sindaco, però era stato arrestato perché aveva una collezione di fucili a pompa, ok? E fucili a canne mozze nel baule della macchina. Quindi il tizio che era l'imprenditore re degli appalti calabrese a Verona era il tizio che aveva i fucili a canne mozze nel baule di qualche anno prima. Il punto è, non c'è bisogno di aspettare la sentenza definitiva della Cassazione. Il processo penale, l'inchiesta penale deve essere un mezzo per farci scoprire un fatto storico. Il fatto storico è, signori, l'imprenditore che in questo momento è il re degli appalti comunali a Verona è un tizio che ha sicuramente rapporti con la criminalità, perché c'ha i fucili a canne mozze nella sua macchina, punto. Svegliatevi, cittadinanza. Questo è il punto. Tenete conto anche che la giustizia a volte è storta, cioè non si può appaltare alla magistratura il giudizio finale su alcuni fatti storici. Prima vi ho fatto l'esempio di Piazza Fontana. Il 15 dicembre, quando cade dalla finestra della questura di Milano Giuseppe Pinelli, un gruppo di giornalisti giganteschi che hanno fondato il giornalismo d'inchiesta, Marco Nozza, Corrado Stagliano, la Cederna, Camilla Cederna, c'era Ermanno Rea, poi Giampaolo Pansa, Bocca, anche di Contorno, eccetera, hanno cominciato a dire: Pinelli non era colpevole, non è vero, la polizia, il questore di Milano andò in conferenza stampa a dire che Pinelli, l'anarchico, si era ucciso perché colpevole, eroso dal senso di colpa, e con un balzo felino si era tuffato dalla finestra. Era una balla matricolata, chiaro? Quei giornalisti a quel punto hanno buttato da una parte le testate di appartenenza, hanno detto: qui stanno truccando la democrazia, stanno prendendo in giro i cittadini. Si sono messi a lavorare insieme, hanno trovato una caterva di notizie che smentivano la versione ufficiale, e non c'è stato bisogno di aspettare la sentenza definitiva di Cassazione per dire: guardate che i terroristi in realtà erano due nazisti di Padova e di Treviso, ok?
era tutt'altra parte politica. Agli anarchici non gli hanno sequestrato neanche un petardo, non avevano neanche una pistola, niente, non avevano armi ed esplosivi. Ai nazisti di Treviso e di Padova gli hanno sequestrato un arsenale pazzesco di armi ed esplosivi a Castelfranco Veneto. Era sproporzionata la quantità di prove che c'era da una parte e dall'altra. Non possiamo dire, poi è anche il giochino dei politici. T'ho beccato che c'è il conto estero dove prendi i soldi dall'imprenditore. E no, presunzione di innocenza fino alla Cassazione, quindi visto che il processo per corruzione di durata media ha 7-8 anni in Italia, allora ne parliamo nel 2029. E fino al 2029 il tizio che c'ha il conto estero e prende le tangenti lo lasciamo in giro a usare i soldi pubblici nostri? No, io lo scrivo subito. L'inchiesta giudiziaria o il mio lavoro giornalistico mi sembra scoprire un fatto. Purtroppo però io vorrei anche un po' di domande prima di andare via. Allora, mi dicono non vanno solo no, ecco, mi dicono che sta per arrivare la tormenta, pare, per cui le domande adesso una velocissima, adesso lascio io, noi qua non vediamo assolutamente nulla, nel buio una persona sola che ha davanti lo schermo del computer acceso, che salutiamo, che salutiamo e ringraziamo perché è stato il nostro riferimento per tutta la serata, e per cui chiedo a chi è dei colleghi in sala di pescare la domanda, quindi questa. Velocissimamente però, Paolo, davvero velocissimamente, anche Gianni, su cosa state lavorando? Velocissimi. Cosa ci Sentivo che prima dicevi a Gianni ti contatterò per qualcosa sull'ambiente. Sto facendo un lavorone che sta andando avanti da più di un anno con alcuni dei soci che ho conosciuto grazie al consorzio, quello per intenderci dei Panama Papers. Stiamo facendo un lavoro d'inchiesta sfibrante, lunghissimo, chissà quando potremo cominciare a scrivere qualcosa, molto difficile, però entusiasmante perché siamo in tanti, siamo di tutte le nazioni ed è una cosa bellissima. È come se in un momento di crisi del giornalismo i giornalisti di tutto il mondo si mettessero insieme per fare veramente il meglio che si riesce a fare al di là delle nazioni, delle bandiere, delle testate, proprio lavorando insieme. Un lavoro bellissimo. Se vi capita di dare un'occhiata, non so, al sito dell'Espresso, andatevi a vedere i Panama Papers. Il consorzio si chiama ICIJ, ha un suo sito in inglese. Molte inchieste le abbiamo fatte anche noi. Sul sito dell'Espresso trovate per esempio i FinCEN Files, sono le carte dell'antiriciclaggio americano, in cui vedete la quantità mostruosa di denaro sporco che gira nelle banche di tutto il mondo, e vedete benissimo che i più grandi complici dei mafiosi sono gli evasori fiscali, cioè nel senso il nero usa gli stessi canali sia per i mafiosi che per gli evasori. La guerra alla mafia non si vince perché è interesse di tantissimi ricchi del mondo continuare a gestirsi il nero in questi paradisi fiscali vergognosi. Questo così. Ma sto lavorando su alcune cose, non in termini prettamente giornalistici, tanto per confermare il fatto che da freelance è difficile portare il pane in tavola. Devo fare tante cose diverse, tanti tasselli che compongono il mosaico, e mi sto convertendo a un tipo di lavoro un po' diverso, un tipo di ricerca sociale, diciamo, che è una cugina stretta del giornalismo, ma non esattamente. Comunque il tema è criminalità economica e cooperazione sociale da una parte, e poi ancora sulla questione dei rifiuti. Questi sono i due temi. Due cosette così. Domanda? C'è? Se no la faccio io, che è quella dell'inizio, me la tengo dall'inizio. Chiedo lumi, Ernesto, Fabiano, qualcuno mi dice se c'è... alzate una mano, noi adesso siete illuminati, vi vediamo. Sono timidi. Paolo? Faccio io? Come sta Tornago? Andrea Tornago è un mio collega, è un grandissimo freelance, bravissimo. Avete presente la storia del PFAS? Quel materiale inquinante che ha avvelenato mezza pianura padana, eccetera. Le perizie dell'ARPA, dell'Agenzia di Controllo Veneta, che dimostravano l'inquinamento delle falde acquifere in tutta la zona attorno alla fabbrica, sono state insabbiate.
Lo scandalo del PFAS è stato tirato fuori dal signor giornalista Andrea Tornago, giovane freelance di provincia. Poi ne ha parlato tutto il mondo e adesso è un'emergenza per la regione Veneto, perché c'hanno metà della provincia di Vicenza e metà della provincia di Padova che non possono più coltivare gli ortaggi perché c'è tutto inquinato, ok? Adesso si è esteso alla Lombardia, eccetera. Gianni ne saprà sicuramente più di me, però io ricordo perfettamente che quando è uscito sta roba io l'ho chiamato e gli ho detto: ma tu sei matto? Cioè, hanno insabbiato l'inquinamento delle falde. Guarda, non è che l'hanno insabbiato, avevano paura di creare troppo allarme sociale dicendo che c'era inquinamento. Quindi questo è il signor Andrea Tornago. A un certo punto, insieme con Andrea Paladino, altro freelance, ha pubblicato una doppia paginata di inchiesta su Le Monde, ok? Le Monde è uno dei più grandi giornali del mondo, ok? Un giornalista medio italiano sogna di avere 30 righe o il nome citato su Le Monde. 2 pagine di reportage fatto da loro. Io sto ragazzo lo adoro, forse per me l'avrei assunto subito, solo che adesso nei giornali non assumono neanche il giovane di nome Indro Montanelli, perché è difficile assumere nei giornali. E, quindi abbiamo cominciato a fare un lavoro di inchiesta, abbiamo scoperto, insomma, all'inizio una fonte, poi abbiamo trovato i documenti, eccetera, eccetera, e abbiamo scoperto una notizia che nessuno ha potuto smentire, cioè il sindaco di Verona ha comprato da una società collegata a una banca un appartamento bellissimo in pieno centro storico, in un palazzo storico di 190 metri quadrati, l'ha pagata 450.000 euro, il valore di perizia della banca su quello stesso immobile era 950. Abbiamo controllato con l'agenzia delle entrate i valori all'epoca, eccetera, eccetera, insomma l'ha pagata a metà prezzo. Non c'è niente di strano. A chi di noi non succede che una banca ti vende una casa a metà prezzo? No? Dopodiché cosa succede? Succede che il sindaco si arrabbia, annuncia querele, cause civili. Noi siamo allenati, nel senso, io aspettavo la causa civile, la querela. Tanto, come dire, come sapete, scrivo solo quello che posso documentare in tribunale, che è vero. Non ci arriva neanche una lettera di rettifica, neanche un'email per dire questo dato qua è sbagliato, ok? Al giovedì sera c'è un consiglio comunale e veniamo attaccati in consiglio comunale dicendo che siamo giornalismo spazzatura giornalistica. Passano alcuni giorni, Tornago è fuori per servizio, vive da poco tempo a Verona, non ha frequentazioni veronesi, pochissimi sanno dove abita, non è uno che vive in città, e non ha nemici, non ha mai avuto neanche liti di condominio, è la persona più mansueta del mondo. Rientra a casa, parcheggia alle 10 di sera, durante la notte qualcuno, anzi durante la notte succede un fatto che la sua macchina viene completamente ricoperta, proprio spalmata di spazzatura, ok? Puzzolentissima. A questo punto si possono fare varie ipotesi. Un esponente dell'opposizione del PD, mi pare Benini, ha detto, beh, insomma, il sindaco ha detto giornalismo spazzatura, qualcuno l'ha preso in parola e ha buttato la spazzatura al giornalista. Noi dell'Espresso abbiamo parlato lungamente con Tornago, ci siamo anche interrogati se era il caso di pubblicizzare questa cosa, c'era anche il rischio di esporlo ancora di più. Alla fine abbiamo deciso, d'accordo col direttore Marco da Milano, Lirio Abate, che tra l'altro c'ha la scorta perché è abituato a ste robe, perché ci ha avuto minacce di Cosa Nostra, eccetera, c'ha tuttora la scorta, è una cosa bruttissima. Abbiamo deciso che non doveva restare nascosta la cosa, perché era come mandare il messaggio, gli potete anche, come dire, lo potete anche menare, a noi dell'Espresso non ce ne frega niente perché è un freelance. No, tu tocchi il giornalista dell'Espresso, te becchi l'articolo dell'Espresso che denuncia la cosa. Abbiamo deciso di uscire con questo. Abbiamo scritto solamente quello che è successo. Abbiamo fatto notare che se fosse stato semplicemente che a me, allora abbiamo battuto di mia moglie che se lo facevano a me non ce ne accorgevamo neanche, che la mia macchina è talmente messa male che... Ma lui vive in una via laterale che non è una via di passaggio, non ci sono locali, non ci sono bar. Il bidone è stato tirato fuori, la spazzatura è stata tirata fuori il sacchetto dal bidone, non c'era il bidone per terra rovesciato dall'ubriaco. È successo che appunto questa spazzatura ha fatto 40 metri, superando tutta una fila di macchine parcheggiate, e incidentalmente solo la sua è stata ricoperta di spazzatura, quelle vicine non c'avevano neanche una buccia di banana, chiaro?
Quindi a questo punto possiamo fare delle ipotesi. Una è l'ipotesi che qualcuno ha deciso di punire, noi pensiamo che sia qualcuno che ha deciso di punire il giornalista e mandargli un messaggio per il futuro, perché vedetela dal suo punto di vista. Sappiamo chi sei, dove abiti, che macchina hai e a che ora torni. E sappiamo che eri in giro ma ti becchiamo la notte che torni a casa, chiaro? Però ci sono anche delle altre ipotesi, come giustamente è stato fatto notare in Consiglio Comunale. La seconda ipotesi è quella dell'ubriaco più intelligente del mondo. Perché appunto un ubriaco se fa 1 chilometro, perché il bar più vicino è a circa 1 chilometro, con un sacchetto dell'immondizia, prende il sacchetto bene e centra proprio solo la macchina di tornago, non ne centra altre. Quindi un ubriaco molto lucido, l'ubriaco più lucido del mondo. La terza ipotesi è il comunista, perché c'è stato in Consiglio Comunale un tizio che non mi ricordo come si chiama, io lo chiamerei il dottor Stranamore perché ogni tanto gli scappa il saluto romano, che ha detto che potrebbe essere un mitomane, no? Un tizio, anzi una manovra fatta per gettare odio contro Verona. Cioè, te mettono la spazzatura sulla macchina e la manovra nostra per fare odio. E un altro ha parlato di informazione vile, cioè vigliacca. Cioè, abbiamo pubblicato una notizia vera che non c'aveva che nessuno voleva tirar fuori, e i vili siamo noi. E poi c'è l'ipotesi mia che sia successo una roba tipo stasera, cioè che ci sia, forse per effetto del riscaldamento climatico, uno stranissimo giro d'aria a Verona, dove stiamo molto attenti, che solleva della spazzatura improvvisamente e se avete la macchina a 150 metri ve la becca proprio la vostra così, ed è tutta colpa della corrente, che definirei un vento di destra, ecco, solo questo. Allora lasciamo Paolo andare a controllare se la sua macchina è intatta. Io ne approfitto per ringraziare soprattutto voi che siete veramente numerosi, è bello vedervi, finalmente hanno acceso le luci, quindi vi vediamo quanti siete e finalmente siamo di nuovo dal vivo. E ringrazio Gianni e Paolo, ci sarebbero veramente da andare avanti a oltranza e ci diamo appuntamento sicuramente magari all'anno prossimo sempre qui. Ringraziamo sempre il Canoa Club che ci ha permesso e ci permette questo festival non solo per la location ma per la coorganizzazione e la collaborazione stretta. Arrivederci e risentirci, buonanotte, appuntamento domani sempre qui, dalle 19 si parlerà, la giornata è dedicata allo sport e ovviamente guarderemo, se vorrete, insieme alle 21 la partita dove il mio professore di latino e greco diceva sempre che ci si scopre italiani solo guardando la nazionale. Buonanotte.